Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci credi davvero, tu cadrai, risalirai e pian piano volerai. Honest life, we will start honesty. Honest life, we will start here. Honest life, we will start honesty. Honest life, we will start here. Come noi, stelle che ora brillano nel cielo, perché tutto splendido da quassù, da quassù. Honest life, we the stars. 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 Buonasera a tutti e un benvenuto sempre a voi che ci seguite da casa, a voi pubblico e studio e ai miei protagonisti. Oggi sarà una puntata molto interessante perché ci occuperemo di ludopatia, un tema credo molto delicato e attuale ai giorni nostri. Ma prima di andare avanti è giusto, come faccio sempre ogni domenica, con i miei protagonisti, chiamare il mio compagno di viaggio di quest'oggi. Bambini, buona domenica! Come state? Bene! Siete pronti a chiamare il nostro compagno di viaggio di oggi? Sì! Allora, 1, 2, 3... Pino Perri! Tranquillo! Benvenuto al protagonista! Buonasera, grazie. Ben trovato. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie per avermi invitato, sono veramente onorato. Solo un piacere, veramente i bambini ti hanno accolto veramente con grande gioia. E io voglio salutare i bambini di oggi, i nostri protagonisti. E i bambini di una volta. È certo. giusto salutare anche loro, no? Ma se non ci fossero stati i bambini di una volta, credo che non ci saremmo stati nemmeno noi. Assolutamente no. Quindi, allora, oggi si parla di un tema molto delicato, così come dicevo, la ludopatia. Franchino, tu cosa pensi a tal proposito? Io ho un po' paura di questa patologia, se così si può definire, la ludopatia. Io ho paura perché sono papà di 2 bambini e anche i miei figli spesso li vedo attenti, forse troppo attenti davanti ai videogiochi, davanti a questi grandi monitor e piccoli monitor. Sì, perché si comincia a giocare per scherzo, però poi lì si trovano comunque delle trappole, credo io, che ai bambini fanno gola. Assolutamente sì, e questa è la mia paura. Sto cercando in tutti i modi di capire come comportarmi, però vorrei chiedere, poi magari più tardi approfitto della presenza dei professionisti. Subito, Franchino. Così sì, credo che sia meglio chiamarli subito, così entriamo proprio nel vivo della puntata. Chiamiamo la nostra esperta in psicopatologie legate alla diffusione di internet e dei videogiochi, psicologa Maria Rita Notaro, e l'avvocato Ussia Roberto. Benvenute, grazie per aver accettato l'invito. Accomodatevi, uno alla nostra destra e uno alla nostra sinistra. Bene, allora questo è un tema molto delicato, ma prima di entrare proprio nel tema
Io chiederei di far vedere quello che abbiamo combinato noi ieri con i nostri protagonisti. Cosa dici, Franchino? Sì, vediamo Luca, la registrazione regia. dell'esterno. Grazie. Quali sono i giochi che si fanno a questi cellulari? Brawl Stars, Fortnite, Come si gioca? sono tutti dei giochi tutti di tutti, alcuni che sono 2 contro 2, 4 contro 4. Ma si deve vincere qualcosa in questi giochi? In questi giochi, in alcuni si può vincere trofei, in alcuni niente. E come si fa a vincere questi trofei? Bisogna uccidere tutti quelli che ci sono nel gioco, le altre persone, e chi rimane ultimo vince. Ma dimmi una cosa, ma tu shoppi su Fortnite? Una volta ho shoppato. Beh, Shoppato, Antonello cosa ha vuol dire, shoppato. Franchi? Dimmi un po' che Ha tu sei... comprato delle armi, ha comprato... Su Fortnite si possono comprare pass, skin, V-Buck. Cosa guardi tu sullo smartphone? Io di Dragon 3 al cinema. Ah, Invece tu, Francesco, giochi oppure vedi giocare tua sorella, qualcuno? Eppure Rebecca, ma non sa parlare e fa così. ma tua sorellina è più piccola? Sì, E quanti anni ha? uno. Uno, quindi insomma iniziamo presto. E invece Chiara gioca a questi giochi o ne fa altri? Ci gioco certe volte, solo che dopo mia sorella mi ruba il telefono. Quante ore trascorri davanti ai giochi? 20 minuti, 25 perché poi devo fare altre cose. Tipo? Svolgere il tuo lavoro? Andare a Dante a fare i compiti. Una volta 35, più di 35 mai. Un'oretta più o meno. Poi vi fermate voi oppure sono i vostri genitori a dire basta? Ci fermiamo noi. Ettore e Sofia che sono proprio intenti a guardare, cosa stanno facendo? Stiamo guardando YouTube. Io so fare i musicali. Ah sì, Lo e puoi facci fare? vedere, Lo dai. puoi fare? Fallo, facci vedere come lo fai, dai. Da 0 a 100, da 0 a 100. Sono già delle star. C'è una mia zia che sta sempre sul telefono pure quando cucina su WhatsApp. Ah, E poi cosa succede che sta sempre... E poi gli si bruciano il cibo. brucia tutto. Non bisogna giocare tanto al cellulare. Allora lasciamolo. giochiamo a nascondino nella scuola. Nella scuola, nascondino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriviamo. Bellissima esperienza. Bella, bella, ma attraverso i nostri bambini e le loro testimonianze c'è da ricavare tante cose. È vero, dottoressa? Abbiamo visto che i bambini già cominciano a shoppare sin da quando sono piccolini, quindi credo sia una cosa davvero delicata questa. Sì, però non bisogna creare comunque degli allarmismi troppo forti, perché come si vede dal video questi sono dei ragazzi che stanno giocando tranquillamente, poi c'è un adulto vicino a loro che gli dice di fare altre cose, perché comunque non bisogna demonizzare subito i videogiochi. È vero che esiste già dallo scorso anno, della gennaio 2018, una nuova diciamo, patologia inserita in un DSM-5, disturbo dei videogiochi, però ci devono essere dei criteri già ben
ben precisi per poter diagnosticare questa patologia, però non bisogna farlo subito, Certo, bisogna, certo. ecco, perché attendere, sennò, altrimenti si amplia perché un oggi problema che magari neanche bravissima, esiste all'inizio. sì, Ma infatti, non in che modo si accorge se è davvero un problema? I Sì. campanellini d'allarme quali sono? E quando ad esempio l'adulto, la mamma, il papà, l'insegnante lo chiama e lui può rispondere in maniera nervosa, quando perde un pochino il senso dello spazio e del tempo, quando non vuole studiare, quando si sente in colpa perché qualcuno glielo ha ritirato, diversi possono essere, dipende moltissimo l'attenzione, diciamo, dall'adulto come si comporta nei confronti del bambino, pure i tempi che Infatti, anche per i quanto tempi. riguarda le regole, Le regole sono la base proprio. che consigli dà ad un genitore? Comunque anche acquistare questi videogiochi, però fin da subito, come dire, fare un patto, un'alleanza. Vediamo com'è questo videogioco, me lo spieghi tu, te lo spiego io, quanto dovresti stare su questo, e soprattutto una cosa che dico agli adulti. Gli adulti non devono soltanto dare regole, ma loro devono essere dei riferimenti. Non può una mamma pretendere di dire al bambino non stare sul cellulare se lei stessa per prima, che sta moltissimo sul telefonino oppure sui social network. C'era una bambina dare che l'esempio. ha detto che c'era la zia che stava sempre Appunto. su WhatsApp e bruciava anche i cibi che stava per cucinare. Bravissima. Ecco, no, come si può? Quindi- Non segui, perché il bambino ti segue, il ragazzo ti segue, se sei tu che dai l'esempio, non diciamo apprendi con le cose che gli dici, ma con come tu ti comporti. con l'esempio, con l'esempio. Io volevo portare una mia personale testimonianza dove il nostro problema, cioè quello sia mio e di mia moglie, è quello di vivere sul tablet, perché noi lavoriamo attraverso questo strumento, quindi certo. come possiamo far capire, cioè dovremmo proprio abbandonarlo e quindi nello stesso tempo No. non lavorare. È impensabile non lavorare, è impensabile una vita, al di là del lavoro che fa lei sua moglie, una vita senza internet, senza tablet. Oggi è proprio una rivoluzione copernicana questa, l'utilizzo di internet, Certo. per studiare, per lavorare. Però si può dire, innanzitutto, lavorate sempre accanto ai bambini? Avrete momenti? No, abbiamo Ecco. il problema è che quando siamo insieme ai bambini, che condividiamo alcuni momenti, c'è il E allora problema si può della posta elettronica, di Sì, tante ma altre applicazioni di lavoro. si possono subito dall'inizio creare delle regole insieme, perché bisogna fare proprio questo e costruire dei codici di condotta in casa. Mamma e papà lavorano, stanno questo tempo, lo so, non è facile molto, però poi ci sono dei momenti insieme. Tu adesso studi per 2 ore, a secondo poi il tipo di studio, tu studi 2 ore, non si tocca il cellulare, dopodiché tu lo aprirai, mamma e papà intanto lavorano. Mostrarsi, cioè il bambino, il ragazzo, quando vede che mamma e papà sono loro primi che seguono quelle regole, i bambini lo fanno perché i bambini hanno bisogno di regole, anche perché i bambini sui videogiochi utilizzano regole, se no non potrebbero infatti. giocare, e quindi le regole devono essere veramente impartite bene. Noi gliele diamo davvero. Io certe volte dico questo agli adulti, noi facciamo non è facile farsi sentire, ribadire, avere degli obiettivi insieme, poi faremo una cosa insieme, mamma e papà e figlioli. Quindi le regole i bambini li vogliono, non è vero che i bambini non accettano le regole, perché loro vivono di regole. E se attaccassimo dei bigliettini a casa, Anche. ad esempio, oppure scrivere magari da che ora a che ora si fa una Questo cosa, da potrebbe un'altra. Ad essere. esempio l'organizzazione della giornata Pure. si potrebbe fare, Strutturare il tempo. strutturare il tempo. Mettere una sveglia colorata vicino al computer che ti indica fino a quell'ora, tante piccole attenzioni. Andiamo, Mi sa che facciamo dovrò prendere appunti allora. Oppure accompagniamo il bambino a scuola, vedi ci sono delle indicazioni a destra, a sinistra, la scuola è qua, c'è un cartello, così anche le regole a casa. I bambini con tutti questi accorgimenti, anche come il clima è importante, non ci devono essere tensioni o ridurre al minimo, il bambino apprende perché il bambino le vuole le regole, i punti di riferimento li vuole precise. Noi siamo molte volte gli adulti. capito. L'unica Stiamo sbagliando noi, allora. l'unica cosa che oggigiorno si va sempre sul cellulare, anche per fare un compito in classe, Ed è anche per sbagliatissimo. vedere, Sì. anche per vedere una doppia, diciamo, Sì, sì. se si scrive bene o no, e anche agli insegnanti, in che modo voi istradate affinché gli alunni si allontanino, anche in quanto la scuola e la famiglia
Io credo che devono essere uniti in un unico percorso, altrimenti se a casa ci sono... Assolutamente, ci deve essere proprio un'alleanza, scuola-famiglia, devono avere gli obiettivi comuni per il bene del ragazzo, perché altrimenti si trova dei disorientamenti, non c'è coerenza, è finita. Arrivano a scuola già hanno i cellulari, dottoressa. Sì, lo so. Noi insegnanti dobbiamo dire loro: mettete i cellulari nel cassettino perché non si può utilizzare e quant'altro. E invece io credo che dovrebbe essere già una cosa che fatta prima a certo, casa, già i genitori o non li dovrebbero mandare col cellulare, oppure... Siamo noi gli adulti, quando un bambino fa, non so, mi viene in mente, fa la prima comunione, che cosa compriamo? Una volta si utilizzava la catenina per dire, adesso compriamo il cellulare. C'erano dei bambini, l'altra volta sono rimasta particolarmente colpita, di 1 anno che faceva così col segno sul... ma l'abbiamo sentito il bambino, Francesco, il nostro protagonista, diceva appunto ha che detto che la bambina... La sorellina proprio di un solo anno già è una... Ma chi glielo ammette il cellulare? Quando nasce un bambino, chi fa le foto al neonato e li fa divulgare su tutti quanti? Ma il problema è che noi una volta avevamo... Quello conosce prima il volto, scusi se conosce prima il cellulare e poi il volto del papà, perché come nasce subito un click e le foto. E quindi immagazzina, ha bisogno poi il bambino. E la dipendenza è molto, diciamo, molto facile e fa dei danni seri. Purtroppo... Come bisognerebbe un po' calibrare i tempi tra studio, videogiochi e aria? Perché secondo me i bambini avrebbero bisogno anche dell'aria. Soprattutto dello spazio. Un bambino che va a scuola e poi studia e poi sta sul cellulare è normale. Dipende molto dall'età, non bisogna comunque fare di tutta, diciamo, generalizzare. Fin da piccoli i bambini hanno bisogno di questo. Non puoi a 15 anni deve andare in palestra se il bambino non è stato educato, preparato allo sport, all'aria, diciamo, alla vista, a un museo, qualsiasi cosa. Poi come bisogna prepararli? Dare molto spazio agli interessi, alle inclinazioni del ragazzo. Se il papà è un patito per, diciamo, lo sport, il bambino non lo è, il ragazzo è inutile forzarlo. Certo. Magari vuole andare a fare delle passeggiate così, oppure vedere una mostra, seguire quelle inclinazioni. Sicuramente non starà sul smartphone, vedrà delle cose. Ci potrebbe essere collegamento tra la ludopatia infantile e poi quella da adulti? E come, tantissimo. Io mi occupo proprio di questo, io lavoro in un SERD dove vedo molti ludopatici di ogni genere, perché poi qui si apre, diciamo, un campo, un mondo, perché non c'è soltanto il ludopatico che proviene dal videogioco o dal gioco online, soprattutto nel nostro territorio in Calabria abbiamo soprattutto il problema legato alle slot machine, quindi non ha conosciuto. Quindi legato al gioco d'azzardo. Però ci sono tante persone, tante persone che sviluppano una dipendenza proprio dovuta ad un eccesso di utilizzo da internet per gioco online, perché internet è un mondo, ma poi bisogna capire pure un'altra cosa, che cosa guarda il nostro figlio, perché guarda sesso, guarda gioco online, sta sui social network, compra qualcosa, oppure sta sul computer però in maniera disconnessa, fa dei solitari. Bisogna attenzionare, tutto il lavoro che fanno i bambini con questi iPod. Questa è la nostra difficoltà di mi viene in mente un ragazzo che ho seguito per più di 1 anno, questo è molto forte, la madre era un ragazzo di 28 anni, ha fatto bei debiti, tanti debiti, e la mamma era tranquilla perché aveva 28 anni quando l'ho conosciuto. Durante l'adolescenza questo ragazzo stava in casa e la mamma era tranquilla, diceva: dottoressa, sono tranquilla, mio figlio è in cameretta mentre i ragazzi, i compagni vanno fuori e fanno danni, chi si ubriaca, chi rompe la macchina del padre, ma il figlio online faceva dei danni, faceva ancora di più dei suoi compagni, ha sviluppato dei giochi online. Meglio prevenire che curare. Era tranquilla che il figlio stava in casa, ma tu sei andata qualche volta a vedere che faceva tuo figlio in casa? Quante volte noi vediamo delle mamme che non guardare che stanno baciando in TV e il figlio in cameretta scarica materiale pornografico? Vede peggio, vero? Bisogna sempre stare con 4 occhi aperti. Allora, ora chiacchieriamo con il nostro avvocato Roberta. Lei è in pratica una socia dell'associazione Fidapa, sezione Soverato. Di cosa vi occupate voi nella vostra associazione? Innanzitutto grazie per l'invito. E grazie a voi per aver accettato. La Fidapa è un'associazione di donne che è molto sensibile alle tematiche sociali. Quello che trattiamo oggi è un tema molto
delicato e anche importante perché riguarda grandi fasce di persone, quindi parliamo dai bambini agli adulti e non c'è neanche distinzione di sesso, maschi come anche ragazzine e anche donne adulte. Noi come associazione abbiamo seguito un progetto proprio sui rischi web e ci siamo occupati di portare nelle scuole alcuni esperti per parlare della ludopatia e anche altri problemi che sono collegati all'uso non controllato di internet. Qual è stata la risposta che avete avuto in queste scuole, dottoressa? La risposta è stata molto significativa perché i ragazzi hanno avuto l'opportunità di riflettere su alcuni loro comportamenti e si sono aperti e confidati con gli esperti. Alcuni di loro, parliamo qui di ragazzi tra i 14, 15, massimo 16 anni di età, hanno ammesso di giocare di nascosto con le carte prepagate al poker online. Purtroppo quello della ludopatia è un fenomeno che è in costante aumento. Prima si è parlato di regole. Nel filmato abbiamo visto dei ragazzini molto responsabili perché riuscivano a contenere il gioco in un tempo limitato, però spesso purtroppo non accade così perché i ragazzi tendono un po' ad essere abbandonati al computer, al tablet, stanno moltissime ore al telefonino, quindi io vorrei ricordare ai genitori che devono vigilare sul tempo che i loro ragazzi, i loro figli trascorrono. E dialogare soprattutto con i nostri figli. Verificare quando acquistano un gioco se questo gioco è compatibile con l'età del ragazzino, perché è importante, come in famiglia ma anche in scuola, sempre esercitare un'attività di vigilanza e controllo sui ragazzi minorenni. Questo perché purtroppo il fenomeno della ludopatia si può contrastare soprattutto prevenendolo. In età sin dalla piccolissima età. Noi qua abbiamo i nostri protagonisti dai 4 anni a salire, quindi bene. Io credo che potremmo parlare per ore, però ci dobbiamo salutare, ma prima chiediamo in studio se c'è qualche genitore che vuol fare delle domande ai nostri specialisti. Voi giovani di altri tempi, cosa avete da chiedere alla dottoressa? Signora. Io direi che si dovrebbe ritornare al vociare dei bambini nei cortili, perché i bambini adesso non giocano più come una volta. Questa è una cosa molto importante, secondo me. Poi ognuno... Signora, lei cosa vuole chiedere alla dottoressa? Sono d'accordissimo con la signora perché effettivamente questi bambini sin da piccoli incominciano proprio a fare utilizzo del cellulare, quindi sarebbe bello comunque vederli un attimino che giocano con gli animali, che si divertono a giocare, a fare i vecchi giochi di una volta. Scoprire le costruzioni, scoprire... E adesso ti farò vedere io, ti farò scoprire io qualcosa. Salutiamo e ringraziamo per essere stati con noi, davvero grazie. Dottoressa, grazie. E alla prossima, grazie, con tanto piacere. Grazie per la professionalità e grazie per averci delucidato su molte cose. Vieni qua e voi potete stare comodamente qui e stare nella puntata. Sì, allora, guarda cosa ti faccio vedere. Tu hai detto che una volta si giocava. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Ciao, Sofficino, Pallino, i nostri bambini sono rimasti così affascinati dalla vostra presenza che alla fine della trasmissione hanno detto noi li vogliamo e quindi eccoci qua nuovamente a protagonisti. Grazie, noi siamo ritornati per questa nuova puntata, stiamo giocando già da un bel po'. A cosa si giocava una volta? Ai miei tempi si giocava con il puzzle. Il puzzle. Ma guarda, anche io giocavo tanto e questo è un gioco davvero intelligente perché questo è un puzzle di Barbie, vedi? Ma siete già a buon punto, mi state divertendo. Hanno finito quasi quasi.
Adesso ci siamo quasi quasi. E un'altra cosa, i supereroi non erano più virtuali, ma i supereroi combattevano sul Ficino così. Chi vinceva faceva sì, e invece ecco qua, invece chi perdeva si buttava giù, vedi Franchino? Si facevano le gare con le macchinine, la Ferrari che andava forte, quelli sì che erano giochi là dove la mente credo si allenava davvero. È vero, eravamo tutti molto più tranquilli, più sereni. Adesso invece, tu che dici Adriano? Io combatto così. Ma tu combatti da solo o insieme a qualche tuo compagno? A volte solo e a volte con un compagno, giusto? Sì, un mio compagno di scuola. Bene, guarda un'altra cosa Franchino, noi abbiamo bambini che invece di stare sul cellulare scrivono perché leggono molto. Non posso svelarti molto e quindi chiamiamo subito Luca. Luca, fai vedere? Prego, vieni. Vieni. Allora, vediamo un pochino. Oggi parliamo di poesia. Che cos'è la poesia secondo te, Luisa? Secondo me la poesia sono le emozioni che abbiamo dentro. Noi non possiamo descrivere le emozioni di un altro, dobbiamo descrivere le nostre emozioni. Vediamo questa poesia scritta da te, Luisa. A teatro si viene con allegria perché c'è molta simpatia. Mentre si recita di qua e di là, qualcuno piano piano arriverà. Siamo felici di accoglierti qua, voci felici risplendono già. Sorrisi, battute e recitazioni, insieme ad interpretazioni. Nell'aria si diffonde un'euforia, piena di gioia e di armonia. Nessuno sa dove è la rima, e insieme si cerca la melodia. A destra e a sinistra nessuno lo sa, ma il maestro sa dove trovare la musicalità. Una bimba ti sorride serena perché sa che è arrivata sera. Tutti a casa, pieni di emozioni, in attesa di sogni e dolci canzoni. Ma che meraviglia, veramente qui ci sono raccontate le tue emozioni, proprio la felicità nel fare questa cosa, proprio nell'aria tu senti proprio questa euforia, questa gioia, questa armonia. Ma tu cosa vuoi fare da grande, Luisa? Io? Ancora non lo so, ho tantissime idee. Però questa c'è la maestra, la scrittrice e un po' di tutto. Bene, allora io ti auguro che i tuoi sogni diventino realtà e ti aspetto in studio, Luisa, va bene? Sì. Grazie, ciao! Ciao! E complimenti soprattutto. E come hai scritto nella tua poesia, segui i sogni con allegria. Franchino. Anch'io voglio seguire i sogni come quelli di Luisa. Si devono seguire e sarai sempre felice, ma prima di svelare quello che c'è dopo, mandiamo la pubblicità. A tra poco. Amore mio, dimmi, amore. Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle e le torri gemelle? Che non esistono più, quelle che non esistono più. E se ti parlo di calcio, e se ti suono un po' il banjo, dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti. Mi manchi in carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Siamo l'esercito del selfie, di chi si abbronza con l'iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post. Ma tu mi manchi in carne ed ossa.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Familiar bicchier di vino, partito per un viaggio mica arzillo, già brillo, certo, perché io non gioco mai a viso aperto, tremendo il mio rapporto con il sesso, che fesso, piano, paludi di parole fatte fanno, mi muovo come anguilla nella sabbia. Facendo del mio riso vile nido, cercandomi parole dentro al cuore d'amore. Potranno mai le mie parole sentirmi da rosa, sposa. Potranno mai le mie parole sentirmi da rosa, sposa. Coppie unite solo con l'altare, non abbia mai trovato le parole da sole. Forse domani che pianissimo le morse del matrimonio ti attanaglieranno. Potranno mai le mie parole sentirmi da rosa, sposa. Brave! Hai visto Franchino? Tra l'esercito del selfie, le nostre generazioni, tra l'esercito del selfie e tra i cellulari che sono come degli ubriachi, ed è vero, perché a volte neanche ci si guarda negli occhi per salutarsi al mattino, perché si è già intenti a rispondere, a scrivere, a vedere le cose che... Ma non so se tu hai mai visto che adesso si è istituita una nuova figura, che è quello dell'accompagnatore mentre uno sta chattando, no? E lo accompagna, fa attraversare la strada, nel frattempo quello continua a rimanere fisso lì sul monitor del tablet. È proprio una figura ormai ufficializzata. Quindi si deve evitare di fare questo, quindi bisogna ritornare ai giochi che abbiamo visto, a quelli che abbiamo fatto noi, a nascondino, come si chiamava la corsetta che si faceva... le gare che si facevano per prenderle a chiapparella, la chiapparella. E poi da noi, io dico da noi, quando dico da noi dico a Parenti, nell'Entrosila Cosentina, facevamo il gioco della settimana, no? Che si tracciavano delle linee, la campana che si faceva così, si saltava con i piedini, non dovevi prendere la riga, altrimenti venivi squalificato. Sì. Che bei ricordi, quelli sì, ritorniamo ai nostri vecchi giochi. Ma perché non approfittiamo e organizziamo proprio una giornata dei giochi degli anni '80? Ecco, perché ci possiamo pensare e lo faremo. E poi hai visto quella bambina, Luisa, come è stata brava, ha scritto una poesia di suo pugno. Lei dice che sta ad osservare le cose belle che la circondano e poi sente l'ispirazione. Anche questa è una cosa... Lei non sarà distratta magari da Fortnite, io ho questo Fortnite che è diventato un assillo. I tuoi figli forse utilizzano di più questo gioco. Dirò, io sono papà di 2 figli che peraltro tra loro c'è una differenza di età di soli 23 mesi e sono 2 mondi e 2 poli opposti.
Il grande molto legato, molto attaccato ai giochi, il piccolo no. Il piccolo guarda di più la televisione, legge i libri, compra molti libri. A proposito di simpatia, abbiamo fatto un'esterna col nostro piccolo protagonista Adriano e vediamola. Tu sei? Dai la manina, Vittoria. Adriano, sei piccolo o grande? Io ora ti faccio un po' di domande e devo scriverle. Sei piccolo o grande? Grande. E quanto sei alto, Adriano? 200 cm. 200. Nandi, che numerino hai? 4. 4, Adriano. Ok. Qui stiamo facendo un giochino e tu mi devi aiutare. Sai cantare, Adriano? Bene, c'è una magia. Anche tu sai cantare, Vittoria? Perfetto, allora dobbiamo fare un giochino. Adriano sa cantare? Benissimo. C'è questa luce che è un po' capricciosa, Adriano. Praticamente se noi cantiamo, lei sta accesa. Se noi smettiamo di cantare si spegne. Vogliamo fare la prova? Una canzone che ti piace qual è, Adriano? Italia. E fammela sentire. Italia se ne sta per di Scipio. Perfetto. Allora, aspettiamo un attimo qua. Ora facciamo questo giochino. Mentre tu canti, la luce appena si spegne, vediamo se si chiude. Se sei bravo non la fai mai spegnere. L'Italia se desta delle mode di Scipio, se cita la testa d'Italia, sei stato bravissimo, Adriano, sei stato bravo. Ora io arrivo lì a prenderti una cosa. Tu se vuoi il dolcino te lo puoi prendere, pure tu, Vittoria. Tu che dolcino vuoi? Sto qua. Hai preso il dolcino? Prendi. È già appiccicato. Che vuol dire? Il dolcino è gelato. Prendilo con la manina e si mangia. Si stacca. Perché? È possibile. Nemmeno quello, vedi quello? Nemmeno questo. Nemmeno questo. Questa c'è la cioccolata attaccata. Secondo te cosa è potuto succedere? Allora c'è la cioccolata attaccata. Sì, guarda qua. Ah, questo sì! Questo sì! Ti faccio una cosa, bravo! Adriano, ma come sei bravo a cantare? Fai sentire quest'inno d'Italia. No. Adesso no, ti vergogni? Va bene, grazie Adriano. Allora Franchino, oggi è una puntata ricca di argomenti. Nella prima parte abbiamo visto appunto e abbiamo parlato con i nostri ospiti di ludopatia e ora invece ci occuperemo di biodiversità con la dottoressa Nicoletta Boldrini. Accogliamola con un applauso. Buonasera dottoressa, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito a protagonista. Prego, si accomodi. La dottoressa Boldrini è la presidentessa del WWF, sia a Cosenza, Presila. Cosenza Sila Pollino. Ok, Cosenza Sila Pollino. Buonasera. Allora,
Che cos'è questa biodiversità, dottoressa? I bambini sentono sempre parlare di questo argomento, sono incuriositi, a loro piace molto in quanto ci si occupa di piante, di animali, cioè la vera ricchezza della nostra vita, la biodiversità. Il nostro patrimonio è proprio il patrimonio del nostro presente e del nostro futuro. Mi rivolgo ai genitori perché è importante che facciate capire ai vostri figli quanto è importante. E la biodiversità, proprio come dice il termine bios, quindi vita, è la diversità della vita, intesa come la ricchezza della vita, la varietà della vita. E partiamo dai microrganismi, da quegli esseri così piccoli che noi non possiamo vedere se non attraverso un microscopio, per passare ai muschi, ai funghi, agli animali, alle piante. Quindi anche noi esseri umani, tutti voi, fate parte della biodiversità. E che cos'è che è così importante della biodiversità? È la ricchezza che ogni specie, perché parliamo di specie, ha in sé. Se pensiamo banalmente, qualcosa che possiamo comprendere tutti e che utilizziamo spesso tutti, l'aspirina, che ci serve per il mal di testa quando non si sta troppo bene, deriva dall'acido acetilsalicilico che, come dice il nome, è stato estratto inizialmente dal salice, da una pianta. Quindi questo per farvi capire quanto la conoscenza delle varie specie sia importantissima per la nostra esistenza, perché chiaramente l'uomo guarda tutto ma infatti io quando ho mal di testa dico spesso a mia moglie: prendimi un po' di acido acetilsalicilico. Perché in quel caso passa il mal di testa. Passa. Adesso per parlare alle cose più datate, ma ci sono tantissime sostanze che sono scoperte ultimamente che servono anche per la cura di patologie molto gravi come i tumori ed altro. E del resto, se andiamo un attimo in là alla biodiversità antichissima, dico io, quella che attualmente è diventata petrolio, adesso è petrolio, ma deriva dalla vita che c'era milioni di anni fa sulla nostra terra, e quindi anche grazie al petrolio, quindi alla biodiversità antichissima, noi ci spostiamo. Del resto tutto ciò che serve alla nostra vita è legato alla biodiversità. Biodiversità di cui noi parliamo è suddivisa, adesso dico una cosa un po' più complessa, ma la dico velocemente. La biodiversità, si parla di biodiversità di specie, di geni e di ecosistemi, perché la cosa fondamentale non è solo la conoscenza di una determinata specie, ma è anche la conoscenza delle relazioni che esistono fra tutte le specie, perché noi viviamo sulla Terra grazie all'aria, no? Noi esseri umani respiriamo l'ossigeno, e chi ci dà l'ossigeno? Le piante. Quindi, come vedete, è tutto collegato, e chiaramente noi che facciamo parte della biosfera, perché tutti gli esseri viventi costituiscono la biosfera, incidiamo in maniera notevole sulla componente abiotica, cioè su tutto ciò che non è vita, sulle rocce, sul mare, purtroppo inquinandola spesso e volentieri. Infatti una delle problematiche è un problema davvero triste. L'inquinamento ormai è diventato, diciamo, il nostro argomento più negativo per quanto riguarda sì, ed è quello che bisogna fare veramente qualcosa, perché altrimenti queste creature, mentre per noi dicevano il vostro futuro forse non sarà felice, è il loro presente che non è felice. Basta osservare anche per le nostre strade la diffusione, nonostante la raccolta differenziata, della plastica, della spazzatura. Allora, la plastica, che adesso magari noi vediamo lungo le strade, se va a finire nei fiumi, e i fiumi la portano nel mare è un inquinamento drammatico, perché non è solo l'oggetto di grandi dimensioni che rimane lì. Negli anni, in tanti anni, perché la plastica non si degrada come le sostanze organiche velocemente, si spezzetta però. Magari ci sono le buste di plastica che vengono scambiate dalle tartarughe marine, dalle meduse, le tartarughe marine, e vengono inghiottite, utilizzate come cibo, e chiaramente questo non è una cosa positiva, perché l'animale muore.
negli stomaci dei cetacei, quindi delle balene, dei delfini, sapete quante buste, quante cose di plastica sono state ritrovate e che causano poi la morte di questi meravigliosi animali che popolano il nostro mare? È una tristezza, dottoressa, anche perché una volta i pediatri consigliavano di portare i bambini al mare perché il mare era curativo. Oggigiorno invece con l'inquinamento, anzi i piccoli sono a rischio, e proprio per quando una volta ci portavano a fare le lunghe passeggiate sulla spiaggia proprio per respirare l'olio, no? Invece adesso a volte si respira altro che non fa troppo bene. Ascolti, è vero che l'Italia è il paese europeo che possiede il maggior numero di specie? Esatto, è proprio così. La nostra penisola, per la sua posizione, noi ci allunghiamo come Italia nel Mediterraneo, no? Siamo un hotspot, cioè il paese europeo più ricco di specie numericamente diverse. E la Calabria, la nostra Calabria che tanto trattiamo male, perché noi calabresi trattiamo malissimo la nostra terra. Noi abbiamo una terra meravigliosa perché abbiamo delle montagne che non si trovano in altre parti d'Italia, il mare è bellissimo, i fiumi bellissimo, ma non la conosciamo. Non la conosciamo perché non è valorizzata, però se poco ci spingiamo un po' più là, bisogna a questo argomento tocchiamo la politica che noi non la vogliamo toccare la politica, perché non è valorizzata. Assolutamente. I nostri amministratori invece dovrebbero. Non la conosciamo. Io credo che il problema più serio sia la non conoscenza, perché per tutelare qualcosa bisogna amarla e per amarla bisogna conoscerla. Allora noi insegnanti, noi genitori, zii, tutti quanti dobbiamo cercare di sforzarci di arrivare laddove quello che lei diceva prima non arriva e insegnare proprio tutte queste cose ai nostri bambini, perché per il loro futuro. Volevo giusto fare un piccolo riferimento ma molto importante. Quello che 4 anni fa ormai a Parigi ci fu la COP21 e tutti gli stati del mondo decisero di sottoscrivere dei trattati in cui si impegnavano a diminuire il riscaldamento globale, perché ogni anno, da quando c'è la cultura industriale, c'è questo aumento. Nessuno veramente ha fatto sì che questo venisse attuato. Ad agosto del 2018 una ragazzina svedese di 16 anni, quindi un po' più grande dei vostri figli, ha cominciato a scioperare il venerdì davanti alla sua scuola, sciopero per l'ambiente. Per il discorso del riscaldamento terrestre. Sì, ma la cosa incredibile qual è? Si è diffuso talmente tanto il suo messaggio che è riuscita a contaminare tutti gli altri stati. Addirittura è stata invitata a Bruxelles e ad altre riunioni molto importanti. E lei a Bruxelles è andata col treno perché contro gli aerei, perché inquinano troppo, e ha parlato a tu per tu davanti a tutti i vari politici, a tutti coloro che ci governano. La Commissione europea. Sì, come no. E non solo, e adesso c'è questo movimento, e anche qui da noi in Calabria adesso, di ragazzini senza sigle, senza loghi, senza nulla. Non è la politica, è un movimento di bambini e di adolescenti che sta implorando di far sì che il loro mondo, presente e futuro, sia vivibile. Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. The year 2078 I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. You have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming
whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Io credo che in studio vogliano fare comunque delle domande alla dottoressa, in quanto i nostri ragazzi sono molto curiosi a tal proposito per questo argomento. Allora vediamo chi è che vuol fare domanda alla dottoressa Boldrini. Vediamo Roberta. Quando i bambini sono stati malati. A causa dell'ambiente? Sì. Purtroppo tanti, sai. Ancora non ci sono dati certi, però in determinate zone dell'Italia, per esempio in Campania, dove ci sono tante discariche, oppure avrete sentito in televisione parlare anche dell'Ilva di Taranto, lì si respira un'aria cattiva, un'aria che fa male, e purtroppo le malattie molto brutte che a volte conducono alla morte ci sono state anche nei bambini, e quindi questo è un problema molto serio. Grazie, però non ti Roberta. preoccupare, la nostra terra da questo punto di vista è più sana. Antonio, vieni. Quali sono le aree più ricche di biodiversità nella nostra regione? Allora, noi in Calabria abbiamo tantissima superficie tutelata, abbiamo ben 3 parchi nazionali, abbiamo una riserva di Ramsar, che è una convenzione internazionale che non sto a dirti, comunque è molto importante. Poi abbiamo la bellezza di 178 ZSC, che sono territori tutelati secondo la normativa europea, e anche delle ZPS, che sono praticamente altri territori tutelati. Quindi la tua terra, che devi imparare a conoscere, soprattutto tu che adesso sei un po' più grande, è ricchissima. Tra l'altro mi collego all'intervento di prima che ho trovato interessantissimo. Allora, se i ragazzi hanno bisogno di altri interessi, no? Portiamoli a conoscere la nostra terra, portiamoli a camminare, perché il contatto con la natura apre un mondo, l'empatia che si riesce ad avere ad e che ti instaurare trasmette, tra ragazzi e natura, è importantissima. E poi andare con i genitori, si crea un legame, che non ci sono i cellulari, non c'è niente, è una cosa veramente preziosa e che non va sprecata, Antonio, neanche da grazie. questo punto di vista. Silvia? Salve, quali sono le specie più rappresentative in Calabria? Loro sono curiosi a sapere sì. nella propria terra cosa succede, o meglio nella propria regione, no? Ciò che ci circonda, no? Ciò che riusciamo a raggiungere a pochi chilometri. Allora, le specie più rappresentative, noi abbiamo il lupo, che è una specie importantissima, abbiamo il capriolo, per parlarti di animali di cui magari hai contezza, abbiamo tantissimi insetti anche importanti che ci sono soltanto in Calabria, sai, e hanno proprio il nome tipico delle nostre zone. Si dice che sono endemiche, che ci sono solo qui e basta. Noi abbiamo anche un bellissimo albero che si chiama Pino Loricato, che c'è soltanto nel Pollino, che è un parco dei nostri, e poi nei Balcani, pensa un po', è rarissimo, no? Anche il più piccolino è venuto da me prima. Maestra, devo fare una domanda. Vieni Adriano, che domanda vuoi fare qui alla dottoressa Boldrini? Vieni. Che bel nome che hai. Perché questa è la loro trasmissione, noi qua siamo spontanei, dottoressa, tutto ciò che accade, tutto in diretta, tutto così come si vede. È bellissima Adriano, come trasmissione, che cosa vuoi poliedrica. chiedere alla dottoressa? Prego. A me mi piacciono i draghi. Ho capito. I draghi ci sono allora, in questa biodiversità, dottoressa. I draghi, qualcosa che assomiglia al drago, magari. Abbiamo, sai, nella zona di Palmi, in fondo in Calabria, il camaleonte, che è piccolino, però assomiglia un po'. Grazie Adriano, va bene? Grazie. Allora, dottoressa, grazie per essere stata qui a protagonista. Grazie per questa bella e vera e importante lezione di scienza. Grazie. E organizzeremo qualcosa di interessante con i nostri bambini. Volentieri, volentieri. C'è tanto da vedere. Grazie. Arrivederci. Bene, Franchino, vediamo se Sofficino e Pallina, venite qua con i nostri protagonisti. Sofficino, hai qualcosa da far vedere Anche ai nostri telespettatori? Hai qualcosa dei giochi? Mi ricorda Qual qualcosa? era questo gioco? Questo è un gioco antichissimo
Questo bisogna far girare l'elica. Franchino prima ha provato. Io ho provato prima, però dopo un po' sai che sono riuscito a far girare quelle piccole pale. Vediamo? Perché poi alla fine un giramento di pale. Ma la cosa bella è che adesso dice ci siamo riusciti, invece no, deve girare al contrario, così. E poi gira al contrario. Ma è fantastico. È una cosa carina, Io ho fatto una lussazione prima. Ti aiuto io? Abbiamo parlato di animali, sapete fare qualcosa sugli animali? Ci fate vedere qualcosa con gli animaletti, qualche verso, cosa? Tu cosa sai fare? Vediamo? Tu sai fare? Franchino, Franchino insiste. Dell'oro. Non si muove. Non si muove, Sofficino, guarda. Allora c'era un punto. C'era un punto? Importante, ma non riesco, mi arrendo. Allora, noi abbiamo finito questa nostra quarta puntata, Franchino. È volata tra risate, tra argomenti interessanti, tra piacevoli compagnie, tra cui tu. Grazie per essere stato con me. Io ringrazio te e ringrazio tutto il team di Teleeuropa Network, dal direttore Attilio Sabato al regista Luca Chito, a tutta questa meravigliosa struttura per avermi ospitato e te per essere stata una grande e brava padrona di casa. Grazie, un abbraccio. Arrivederci alla prossima domenica, non mancate sempre su Teleeuropa con Protagonisti. Grazie a Luca Chito regia.